G2-3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Brescia Bellezza. Inauguriamo la puntata di oggi con il dialetto e nello specifico è il cavret. Che cos'è il cavret? È il cappotto, il cappello oppure il capretto? Poi attenzione, fino a che anno a Brescia potevano circolare liberamente i porci sacri, cioè i maiali di proprietà dei canonici regolari di Sant'Antonio, si torna indietro un po' nel tempo, fino al 1457, fino al 1530 oppure fino al 1645. E attenzione, dove si trova via San Fiorano, in zona via Panoramica, in zona Uragomella oppure in zona San Polo? Bene, tra poco le risposte, anzi prima sentiamo un po' come sempre che ne sanno i bresciani, restate con noi. Solo begli incontri da Castelvedere Cioccolausa, Castagnato. Massimo, tu lo conosci il dialetto? Sei di Brescia? Sono di Brescia. Bresciano, in che zona? Brescia, nato a Brescia città, vivo Ospitaletto. Vabbè, insomma, dai, provincia che ormai fa parte dell'Interland cittadino. È il cavret, che cos'è? Il cappotto, il cappello o il capretto? Penso sia il capretto. Le piace il capretto? Sì. Cioè, nel senso da tenere in giardino da Certo, accudire? ne ho un paio. Sì. 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 Poi voglio vedere a Pasqua dove li metti quei capretti. Senti un po', attenzione, ma c'è una cosa curiosa sulla storia. Tu sei afferrato sulla storia, alla scuola come te la cavavi? Sì, bene me la cavavo. Sì, te ricordi la scuola? Ci andavi? Mi ricordo la scuola. Te ricordi, ci passi davanti tutte le mattine. Fino a che anno a Brescia potevano circolare liberamente i porci sacri. E tu dici, chi sono questi porci sacri? I maiali di proprietà dei canonici regolari di Sant'Antonio. Fino al 1457, spara. Fino al 1530 o fino al 1645. 645. Perché così sicuro? Perché penso che i porci, i maiali, Il maiale avranno finito di girare quando hanno iniziato a fare, non so, le strade, le mulettiere. Ci ragiona però, di maiali se ne intende e di maiali, lascia stare. Ecco, dove si trova via San Fiorano a Brescia? In zona via Panoramica, in zona Uragomello, in zona San Polo? Sparo. Dai, c'è pure la chiesetta di San Fiorano, no? Uragomella, tu c'hai l'amorosa la Uragomella, lo so io. Tantissime cose belle e buone qui nello spazio di Castelvedere Cioccolausa Castagnato, ma la più bella e la più buona è lei, Adele l'impiegata. Grazie. Tutto a posto Adele? Sì, tutto a posto, veramente, grazie. ma qua c'è un sacco di roba, l'imbarazzo della scelta, prezzi bassi, venite a trovarci qui da Castelvedere a Castagnato. Oh, senti un po' Adele, il dialetto tu lo conosci, sei di Brescia? Sì, sì. Lo parli? Esatto. Pochino. Solo quando t'arrabbi? Esatto. Con chi Esatto. t'arrabbi? Così in generale. In generale, Bello. non con me in questo No, momento. no, Fa braga, io poi sono assolutamente. sensibile e piango. È il cavret! Che cos'è il cavretto? Chi è? Il cappotto, il cappello o il capretto? Capretto. Oi! Brava Adele! Mamma mia come hai risposto deciso, mi hai fatto prendere pure paura. Fino a che anno a Brescia potevano circolare liberamente i porci, i maiali sacri, ovvero i maiali di proprietà dei canonici regolari di Sant'Antonio che andavano a spasso come delle cimici? Fino al 1457, fino al 1530 o fino al 1645? 645. Ma pure tu col 645. Siete fissati col 645. Dove si trova via San Fiorano a Brescia? La conosci la toponomastica, Adele? No. In zona Panoramica, in zona San Polo, in zona Uragomella, via San Fiorano. Uragomella. Uragomella? Perché dici Uragomella? Che c'hai Uragomella tu? A caso? Nessuno. Indagheremo. Nessuno. Bene, eccole qui le risposte, è il cavret, eccolo qui, è il capretto, ma quale cappotto, cappello, è il capretto. Poi attenzione, i porci sacri, insomma i maiali di proprietà dei canonici regolari di Sant'Antonio, andate a cercare questa storia che è particolare, potevano circolare liberamente a Brescia fino al 1457, in concomitanza con la realizzazione di quella che sarebbe poi diventata Piazza Loggia, e via San Fiorano si trova a Brescia ovviamente, in zona via Panoramica. Grazie a tutti, alla prossima, arrivederci.